Ungaretti, un cantore del Carso, quel Carso che oggi è condiviso tra Italia e Slovenia, quel Carso che in modo tragico divideva due nazioni nel corso della Prima Guerra Mondiale, un confine a ragione di dolore anche nel corso della Seconda Guerra Mondiale e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Bene, quel confine, cioè quel Carso di Ungaretti, quel confine che oggi è stato ricucito e che oggi ha consentito, grazie alla coesione, alla collaborazione, all'attività trasfrontaliera, di essere Nova Gorizia capitale europea della cultura. Un modo eccezionale per toccare gli animi, per commuovere. Le parole di Ungaretti sono davvero toccanti, grande genio artistico di Marco Goldin che ha allestito da ogni punto di vista un qualcosa multimediale nel vero senso della parola, multisettoriale, che partirà da ottobre, arriverà fino a maggio, coinvolgerà diversi comuni, ecco perché ho il piacere anche di essere vicino all'assessore alla cultura di Monfalcone, perché si articolerà anche a Monfalcone, ma poi sarà presentato da aprile in poi nei teatri di diverse regioni per avvicinare l'inaugurazione della mostra di ottobre. Gorizia Monfalcone, una grandissima opportunità non solamente per queste due città ma per tutto quello che può significare anche per il territorio, ce lo siamo detto prima, vero Sindaco, una grandissima opportunità anche quindi per il territorio ma soprattutto per Monfalcone che ospitando nella sua galleria 80 opere, 50 dei maestri più famosi di quella parte strategica importantissima della prima parte del Novecento che è proprio il periodo di Ungaretti, ma anche di un inserimento, di un inserto di altri 30-40 artisti che sono di carattere contemporaneo che ovviamente andranno a completare quella proposta culturale che noi stiamo portando avanti da tantissimo tempo e oggi diventa condivisa con Gorizia. Questo è l'elemento veramente importante e che intendiamo portare avanti anche con ulteriori progettualità nel 2025. Il progetto Ungaretti Poeta e Soldato è un progetto che definirei assolutamente multidisciplinare perché è composto da 2 mostre e queste 2 mostre sono precedute da uno spettacolo teatrale. Cerca di unire questo progetto, l'aspetto letterario che è naturalmente il punto di origine, di scaturigine di tutto e quindi l'analisi del Porto Sepolto, il libro bellissimo pubblicato nel dicembre del 1916 a cura di Ettore Serra a Udine, sono tutte poesie scritte sul Carso naturalmente mentre Ungaretti era soldato e per questo motivo poi alla letteratura si aggiungerà la storia di Ungaretti soldato sul Carso. Ma poi c'è questo elemento che credo anche molto, molto nuovo che è quello della pittura e quindi aver chiesto a 12 artisti italiani contemporanei di tornare sul Carso, venire sul Carso, dipingere i luoghi che Ungaretti aveva visto sul Carso, molto diversi rispetto a quelli che Ungaretti aveva visto all'epoca e realizzare tutta una serie di quadri, ma anche quadri con immagini del poeta. E poi la parte di Monfalcone di questo progetto, un grande affresco che ci faccia comprendere come l'arte durante il tempo di guerra continuasse a vivere dei suoi momenti assolutamente meravigliosi. Assessore Zilli, Regione Friuli Venezia Giulia fa da apripista in Italia con un provvedimento per lo sblocco dei crediti fiscali. Sì, è un provvedimento al quale abbiamo lavorato molto per mesi, convinti della necessità di dare una risposta alle imprese e alle famiglie del nostro territorio davanti al problema dei crediti incagliati e quindi in collaborazione con il tesoriere Banca Intesa San Paolo, tesoriere appunto dell'amministrazione regionale, abbiamo messo in campo una lettera di intenti che permetterà all'istituto di credito di acquistare appunto i crediti da parte di chi ne ha la disponibilità per poi con un meccanismo di successive cessioni rimettere a disposizione del territorio regionale queste risorse. Siamo convinti che sia un'operazione modello al quale hanno aderito molti soggetti del territorio regionale, primi su tutti Friulia, la nostra finanziaria regionale che ha già deliberato in Consiglio di amministrazione l'adesione a questa iniziativa. Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora?
La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu.